Scratch vi è offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man. Stefano, io ricordo di te al Gran Premio Comunità Montana del Brenta, ricordo di te perché è 30 anni che organizzo ciclismo ed è 30 anni che amo il ciclismo dalla base e 30 anni che amo i ragazzi come te che si sono sempre comportati bene. Io adesso non voglio entrare nei particolari, stai in qualche maniera subendo una causa lunga che ti sta tormentando e questo lo capisco, perché in questo mondo di reality dove tutti ti vincono, se non vinci sei un pirla, penso che pesi ancora di più. Cosa sta succedendo e cosa è successo? Sto attraversando un momento difficilissimo, sono 6 mesi che sto aspettando una risposta che si muova qualcosa. Nell'agosto del 2013 sono stato positivo al controllo antidoping ad una pomata normalissima, un farmaco da banco che non necessita neanche di ricetta. E avevo uno sfogo, l'ho curato nei tempi brevi perché comunque dovevo prendere parte a altre competizioni. Arrivato un controllo antidoping, ho dichiarato questa pomata e niente, dopo un mese sono stato trovato positivo. Ho spiegato con tutte le documentazioni a me possibili all'Unione Ciclistica Internazionale appunto il perché l'ho usata, che comunque non c'era nessun intento di alterare la prestazione o comunque di barare. E questo è stato capito comunque dalle autorità, dall'UCI, e ora sto aspettando, loro hanno analizzato il caso, stanno cercando dei cavilli per assolvermi, perché comunque penso sia capito che non ci sia niente di così grave, diciamo. Però questo comporta un'attesa lunghissima, comporta 6-7 mesi d'attesa. E questo io sono sospeso comunque dall'UCI e questo non mi permette di cercare una squadra né di poter pensare a un futuro lavorativo, perché comunque finché non ho una squalifica non me la sento di mollare il mio sogno, quello per cui ho combattuto tanti anni, e mi trovo qui in questo momento di stand by a dover aspettare questa risposta. Squadre più passa il tempo più si allontanano, il ciclismo sta vivendo un bel momento dal punto di vista economico, quindi comunque tanti corridori sono a piedi senza problemi come i miei che meritano. E sto vivendo questo momento molto difficile e sto pensando seriamente di accantonare il mio sogno. Questo dispiacerebbe a me e a tante altre persone, però diciamo che c'è qualcosa che non va forse nel sistema, perché credo siano casi che nel male o nel bene si debbano risolvere molto più velocemente. So che tu sei un ragazzo sveglio e anche studiato, questo è il periodo del Medioevo, la caccia alle streghe, le ammazzavano tutte, poi dopo chi c'era buono, chi non c'era buono, è quello che sta accadendo. Io ti do un consiglio, il Medioevo sta finendo, ci sarà un rinascimento e noi crediamo fortemente che tu veramente non molli, guai mollare, e sperando veramente che questi qua si mettano la testa a posto, perché è un diritto vostro il lavoro. No, vi ringrazio, ho avuto il primo mese, vi giuro, ho ricevuto un sacco di offese dai tifosi, dalle stesse persone che settimana prima mi acclamavano, dandomi del drogato, del dopato, del baro. Poi forse avendo visto che non c'era un'effettiva squalifica hanno capito che effettivamente di così grave non c'è stato nulla e la gente si è un po' riavvicinata. Il ciclismo non è l'ambiente forse che certa gente vede, il ciclismo è un po', mi dispiace un po' essere un po' duro, ma è un gregge di pecore che segue quello che dicono i giornali, quello che dice la gente. Chi mi conosce come te da quando sono bambino sa che persona sono e sono orgoglioso di essere ancora intervistato da te, essere ancora qui a parlare di questo caso. Il Medioevo sta finendo, ok, è vero, però c'è troppa gente che non riesce ad essere un professionista come deve essere un professionista e non si può fare 250 giorni all'anno all'estero ed essere retribuito come a 400-500 euro al mese, quindi è un appello che lancio, per quanto può contare il mio appello, che il ciclismo deve cambiare, deve essere qualcosa di diverso, qualcosa di grande, perché lo sforzo e l'impegno e la passione che c'è attorno a questo mondo è grande, quindi anche la retribuzione e comunque tutto quello che c'è per attorno deve essere dello stesso livello.
Sono più che d'accordo, ti aspetto in studio quando vuoi. Allora ci sarà sicuramente. Ebbene, grazie amici di Scratch, ben ritrovati. Dopo un bellissimo inverno col trofeo di ciclocross abbiamo capito come girerà il vento quest'anno in questa trasmissione, dove cercheremo di affrontare temi seri come questo di Stefano Agostini e poi cercheremo anche di divertirci un po', perché è giusto che sia così. Il ciclismo è divertimento, il ciclismo deve essere anche, diciamo, quel viatico per poterci far sorridere e non invece intristirci in questa maniera. Parleremo con due ospiti di eccezione. Posso dire che il trofeo Triveneto è passato e io mi sono liberato finalmente di Lenia Lazzaro, perché non ne potevo più. Quindi Lenia Lazzaro l'abbiamo messa in pensione fino al prossimo trofeo Triveneto, così io ho tutto lo spazio per poter dedicarmi ai miei ospiti in tutta tranquillità e democrazia, caro avvocato Conte. Grazie per essere... Come no, Argesi? Cioè, No. scusa, No, Se sei un parliamo incubo. di Agostini, no. Buonasera. Ma insomma, dove sei Aspetta che ti saltata chiedo. fuori? No, io salto fuori perché questa puntata l'ho voluta io, tu parti, io ero in bagno. Scusa, Ma io non ti ho neanche invitato. non mi interessa, io sono qua perché il pubblico mi ama. Buonasera. Non è possibile, io non ce la faccio più. Avvocato, lei mi deve dire una cosa, che io posso, assolto, una causa per tentato, non so come si può, mi liberi dalle Lenia. Difficilissima, e io personalmente non la farei mai, Argesi, perché È una battaglia persa. è una battaglia persa. Bene, dolce Lenia, ma ti devo sopportare tutto l'anno? Tutto l'anno. Sì. È sicuro? Il pubblico ha decretato questo. Bene Ilenia, benvenuta in questo Grazie. studio. Non so se tu hai avuto modo di sentire la copertina. Eri già qua? Ero già qua. Sei proprio come una spina nel fianco, sei. Ed è per quello che oggi facciamo una puntata dove... Particolare, vero? Particolare. Bene, a parte le ciance, sono abbastanza contento che Lenia Lazzaro sia di nuovo con noi, anche perché oramai Scratch è sua. Ma io non so, mi ha spodestato, ne parleremo durante questo anno. Hai sentito la clip? È seria questa cosa qua. Avvocato, tanto la ringrazio per essere con noi, Enzo Conte. Grazie a voi, grazie. E saluto anche molto caramente Cristian Salvato dell'ACPI. ACPI, sindacato dei... Sindacato di corridori. Io ho capito una cosa, guarda, voglio iniziare questa puntata spendendo un pensiero veramente doveroso e anche commosso per Cesare Segre, no? Che è scomparso, un grande filosofo, ha avuto una buona vita e lui una cosa diceva sempre: noi sprechiamo il nostro italiano, adesso i giovani non sanno più né leggere né scrivere, oltretutto non sanno neanche più spiegarsi, non riescono più a fare un discorso che stia in piedi, un'impalcatura di discorso che si possa essere fruibile e capibile. C'è il rischio, che non è che lo stiamo correndo, oramai lo abbiamo corso da 20 anni a questa parte, dove noi riusciamo a spiegarci attraverso gli slogan. Quindi negli slogan tutti si identificano, chi fa lo slogan migliore vince e quindi è più acclamato anche dalla folla. In questo caso io, che ho letto di Stefano Agostini, buon per me che lo conosco, è vero, da quando era un ragazzino, e quindi per me, io che sono uno che vede sempre l'innocenza in tutto fino a prova contraria, avvocato, qua è successo che questo ragazzo oramai è detto, è fatto, è scritto che ha usato una pomata, e le pomate, tanti dicono, ma le pomate sono esterne, non succede niente. Una pomata poi dopo viene assorbita dall'organismo, va nel sangue e può lasciare delle tracce. Poi mi direte voi se è un po' lungo questo cappello, ma è doveroso. Poi dopo, questi fisici che sono puliti, perfetti, ogni traccia ne viene... Se bevo un caffè, la caffeina si nota subito. Se io bevo un caffè, prima mi arrivano i trigliceridi, mi arrivano tutti i grassi saturi, eccetera, e poi dopo, semmai, arriva la caffeina. In questi fisici puliti, sono come l'acqua limpida. Sta subendo una grave ingiustizia. Un ragazzo di 23-24 anni, 7 mesi, un anno, vuol dire un'eternità,
Che diritti hanno questi ragazzi? Io sono arrabbiatissimo con l'UCI, con la federazione, con chiunque che non dica una volta per tutte basta, perché casi analoghi nel calcio ce ne sono stati, uno su tutti è Cannavaro, che per molto peggio è stato neanche giudicato, ma totalmente scagionato in privé. Avvocato, cosa possiamo fare? Scusate il cappello, ma era doverosamente lungo. Allora, intanto saluto Agostini che è sammartinaro come me. Dico che mi dispiace, ma da tecnico credo che abbia detto poco. Lui poteva e doveva dire molto di più, perché la regola è quella: il corridore risponde di qualsiasi sostanza proibita che gli venga trovata nei flussi corporei. Allora lui ci parla di una pomata. Ci parla lui di una pomata, io non lo so, quindi parto da questa base. Lui dice: io mi sono messo una pomata. Io ricordo, perché è stato il mio inizio come giudice, o meglio prima come avvocato difensore di un corridore che io stimavo moltissimo, che partiva sempre dal discorso della pomata. Allora un nostro medico federale, il quale io ero andato a parlare perché allora mi consideravo un neofita di questo, che poi è diventato per me un hobby realizzato a livello nazionale, e gli dicevo: ma questa situazione, dice, guarda, non te la cavi assolutamente. Non credevo io a questo come difensore. L'ultima tesi è quella di rassegnarsi, no? Perché prima praticamente vai a cercare queste robe. E allora, quando io andai, difesi, e questo ragazzo se la cavò con una ammonizione. Quindi il discorso della pomata preso per curare un qualche cosa che ad un certo momento è poco convincente, amico Agostini, perché o si spiegano le cose come stanno fino in fondo, oppure di fronte alla norma della WADA, la quale dice che il corridore è responsabile di qualsiasi sostanza che sia entrata nel suo corpo, non ci si può poi ex post lamentare una volta che tu sei tenuto a conoscere la regola. Perché? Perché c'è il modo di assumere una sostanza attraverso praticamente queste pomate, che non è poi quella sostanza che ti fa squalificare per 6 mesi o fra un anno. C'è la procedura praticamente della notifica dell'intervento terapeutico, c'è la procedura che ad un certo momento tu devi seguire, quindi se ad un certo momento queste cose non le sai e non le hai fatte, chi deve prendere atto di questa cosa non può andare oltre. Prendo atto che non hai fatto questa procedura, prendo atto che c'è stata queste analisi che ad un certo momento hanno confermato questa positività. Di fronte a questo ti dico che cosa hai fatto tu, perché hai preso, come l'hai preso e perché. Nel momento in cui c'è una positività, ricordiamoci sempre che ad un certo momento la positività passa all'antidoping, perché la notificano a te, la notificano praticamente all'antidoping. L'antidoping è un tribunale sportivo, ma è pur sempre un tribunale. Un tribunale che ad un certo momento si riunisce, un tribunale che ha i suoi momenti in cui tratta i procedimenti, un tribunale che sfortunatamente non ha un solo procedimento da fare, ma un tribunale che ad un certo momento deve avere anche una pratica istruita, quindi una pratica completa anche di quelle che possono essere le osservazioni che ti fa il soggetto che è chiamato a rispondere. Quindi, se io, come ha fatto Contador, ad un certo momento produco 20.000, adesso dico un numero a caso, di pagine di analisi, di perizie praticamente. Chiaro che il tribunale ad un certo momento deve avere il tempo di esaminare questa roba qua. Forse è stata un'astuzia, ma sta nelle carte praticamente questo.
Dopodiché, fatta questa cosa, si è fatto il procedimento, ormai il tempo era quello che era, rimaneva da scontare ben poco di quello che a un certo momento aveva avuto, allora nell'immaginario si diceva scontato solo 6 mesi. No, non è così, lo sappiamo tutti che non è così. Ma in questo caso qua, quando io andai alla federazione e difesi questo ragazzo che era la mia prima difesa sempre per la pomata, e ad un certo momento aveva avuto un'abrasione al soprassella, e tra l'altro era ai campionati di pista in America, quindi c'era tutto il discorso di dire io non immagino questo ragazzo che esce dall'albergo e va alla farmacia a pigliarsi lui la pomata, ero proprio un momentino intrigata, no, questa cosa. Il ragazzo si ebbe praticamente una ammonizione. Un'ammonizione perché? Perché il tribunale allora, che era composto da una commissione federale, non c'era ancora la dicotomia tribunale dell'antidoping 1 e 2, prese atto di questa situazione, ragionò su questa situazione, portò avanti non tanto quella che era stata la violazione che di per sé è automatica nel momento in cui ti trovano positivo, ma portò avanti tutta una serie di argomentazioni su quelle che erano le circostanze dell'assunzione, sul fatto della veridicità di questa abrasione che questo ragazzo praticamente aveva avuto. Le indagini erano andate anche un po' più avanti, come si poteva immaginare, perché era in un contesto in cui era monitorato da situazioni praticamente federali, perché non era da solo praticamente questo ragazzo là. Ma il fatto che ad un certo momento tutte queste circostanze avessero avuto il loro peso mi fa riflettere su quello che poi ha detto l'amico Agostini, cioè se ci sono delle circostanze per le quali quello che tu in un certo momento hai detto può essere provato, non c'è motivo per cui non venga analizzata, non venga considerata quella che è la tua difesa. Non credo che d'amblè così, perché si chiama Agostini piuttosto che chiamarsi un altro nome, il tribunale non vada a considerare queste circostanze, perché è tenuto a considerare queste circostanze. Ma lui si lamenta anche forse della lunghezza delle indagini. La lunghezza anche dipende anche dal tipo, tante volte, dipende anche dal tipo di difesa che tu fai. Perché se tu poni al tribunale antidoping dei quesiti che il tribunale deve anticipatamente risolvere nel corpo il giudizio che ti deve dare, è chiaro che il tribunale ha bisogno del suo tempo ad un certo momento per farlo. Che non è possibile che per una pomata, io sono per il diritto alla salute, se uno ha dolore è giusto che sia un professionista, che non sia un professionista, se ha male ha il diritto di alleviare le sofferenze, per me è così, però io chiaramente non faccio testo. La cosa che mi fa molto arrabbiare è il fatto che comunque c'è una lungaggine esagerata. In altri sport questo non succede, succede spesso e volentieri, tu ne sarai anche testimone, caro Cristian. Nel calcio ce ne sono stati tanti di questi tipi di anomalie, chiamiamole, di pomate eccetera. Non è mai successo e oltretutto lo ridicolizzano con dei trafiletti e forse anche lì anche no. Mentre qua, quando Stefano mi dice mi hanno dato del drogato perché ho usato, stante al fatto che io voglio credere fino a prova contraria a questo ragazzo, dice una cosa di una gravità che è senza precedenti, perché tu non puoi etichettare drogato un ragazzo che è là che ha voglia soltanto di praticare lo sport che ha sognato da bambino, quindi i sogni inviolabili. Cioè questa è una cosa che ci deve fare indignare, indipendentemente dalle procedure burocratiche e anche chiaramente anche legittime della giustizia che debba avere soccorso, ma la giustizia primaria è la giustizia del diritto dell'uomo a doversi difendere in tempi concretamente. Non voglio arrivare alla Costituzione che ci sono le 48 ore, più 48 ore, caro avvocato, che se uno o è colpevole me lo devi dimostrare e poi facciamo le cose con tutti i vostri tempi, però dovete darmi una parola fine. E in questo voglio capire cosa fa l'ACPI. No, il discorso è... Intervieni, Elenia. Il discorso è appunto che additavano Stefano di essere positivo, tutti questi cattivi apostrofi che gli hanno dato. Il problema
sul ciclismo, che anch'io ho corso sino al 2001 e dopo però diciamo è stato da quegli anni là, diciamo fine anni 90 in poi, che è stato il periodo un po' più buio del ciclismo, e anche il ciclismo ha avuto le sue colpe, non sto a dire questo. È stato il primo sport insomma, che ha fatto i controlli del sangue, il primo sport Certo. che ha il passaporto biologico, Certo. lo sport che ha più controlli in assoluto, eccetera, eccetera, e credo che nel futuro sicuramente il ciclismo si troverà meglio di altri sport. Ma Il problema è che lo additavano di essere un drogato e quant'altro, il problema è che additano i corridori di essere drogati e che se non li trovano positivi. Ma allora, ecco, questo siccome qua è il colmo, ho insomma. Ecco che... ho il divieto di dire parolacce, allora dico accipicchia, cara Ilenia, accipicchia. Allora, Armstrong ha corso 7 anni, lo hanno saputo tutti, drogato fino ai capelli. Sto ragazzo per una pomata, ma dove sta la giustizia? Voglio dire, dove si sta la coerenza? Ma io penso che si è arrivati a un punto, do ragione anche a Christian, perché appunto il ciclismo è stato il primo che ha deciso di fare dei cambiamenti. Io mi chiedo fino a quando questa rigidità andrà avanti, perché adesso siamo più avanti rispetto ad altri sport. Nel ciclismo, per assurdo, se un corridore è indagato non può già più correre. In altri sport ci sono atleti, ma non del calcio, parlo di altri sport, atletica, triathlon, che sono indagati, sono dentro delle, magari delle inchieste, stanno gareggiano con la nazionale senza nessun tipo di problema. Nel ciclismo invece appena viene fuori un nome, fermo, non puoi correre, la squadra ti blocca, c'è un codice etico e mi sta anche bene, però questa rigidità fino a un certo punto. Fino a quando sarà solo il ciclismo rigido e tutti gli altri sport lascivi? Punto di domanda. Avvocato, brevemente perché... Non è il ciclismo, è il codice WADA, è la World Anti-Doping Association Sono quelli che devono controllare pure il che ha Contador. imposto Sì, praticamente... ma devono controllare... No. Quelle sono le regole. Quando tu ad un certo momento devi trattare con delle regole, devi anzitutto conoscere la regola, perché se non la conosci puoi parlare attorno finché vuoi, ma poi la sostanza non è questa. Allora, quando sono stati posti questi principi, e ad un certo momento tu ti devi attenere a questi principi, nel momento stesso in cui tu violi o si pensa con prove che ad un certo momento tu abbia violato questi principi, le conseguenze automaticamente per come è la norma sono queste. Non è che ad un certo momento io debba anticipatamente andare a pensare un qualche cosa che non è. Quello che è questo. Tu nel momento stesso in cui sei trovato positivo, queste sono le Ma conseguenze. l'UADA si intende soltanto di ciclismo oppure va anche in altri sport? Certo, che vada praticamente... Come mai non vale la stessa regola, avvocato? Vale la stessa regola e poi come viene applicata, questo è, il discorso è diverso, la regola è sempre quella. Però, noi del ciclismo, mi permetto di dire noi del ciclismo perché fortunatamente per me ho amore per il ciclismo e lo pratico ancora il ciclismo, noi del ciclismo siamo stati i primi, siamo stati i più ligi e siamo quelli che paghiamo di più. È un controsenso, però è così. Cristian. Perché No, a me c'è viene stata male la a cuore, necessità vedo le di intervenire nel ciclismo, parliamoci chiaro. Sì. Il ciclismo Ma è stato certo, quello- ma basta è stato- però, le cacce alle streghe, oh, basta. Però c'è anche necessità Bene, nei tempi abbiamo dell'atletica tenuto, e tante cose. Ilenia, andiamo a vedere. abbiamo tenuto una volta una conferenza, mi pare che si dica Seminario. così. No, quando si invitano tutti i giornalisti, come si chiama? Una conferenza stampa. Una conferenza stampa Che non posso dire a parolacce, Roma. A Roma e avevamo invitato tutte le testate e avevamo praticamente i numeri in mano per dire a tutte le testate giornalistiche: sentite, smettetela, dovete smetterla il ciclismo, perché numeri, adesso io non li ricordo, però i numeri erano questi. Abbiamo fatto 4-5 mila test, sono stati praticamente trovati positivi al primo screening 200
in proporzione lo 0,3. Come fate a pubblicare ogni volta la notizia che il ciclismo è malato, che il ciclismo è questo, sono questo, più questo, basse questo. di altri sport. È una cosa indegna, Dopo, perché cioè, se ne parla per Sappiamo come non andiamo in parlare. primo servizio, Cristian. Io credo Certo. che ci sia una grave contraddizione Certo. che sta danneggiando il ciclismo oltre misura, perché quello che stiamo pagando adesso per essere bravi, ligi, tutto quello che vuoi, lo staremo e lo pagheremo ancora di più andando avanti in termini anche numerici di quantità di atleti che possono affacciarsi a questo sport, proprio per una questione immorale, io credo, perché è immorale il fatto, continuo a dire che è immorale il fatto che Stefano Agostini sia in queste condizioni. Allora o me lo condanni e va bene, è giusto, ha ragione, non lo capiamo, se lo può capire, non voglio metterci io, non sono giudice di nessuno, però dagli un verdetto, Sì, una risposta, certo. è una risposta, perché No, quello che, perché bisogna fare un attimo un punto, non so, parliamo, vabbè, un pubblico di addetti ai lavori, insomma, ecco come... e non solo, sai, anche gente che è curiosa. Certo, però, diciamo, però quello che tante volte anche gli stessi addetti ai lavori non sanno quello che un corridore ciclista professionista fa, perché è reperibile 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, ha uno slot di privacy che una volta era proprio Una cosa 24 ore su 24, e con il whereabout deve dare la reperibilità di dov'è. Per esempio questa sera avevate ospite Doveva un dire sono ragazzo, qua. deve dire io sono qua, se deve dire domani vado in un altro posto, deve comunicare. È successo appunto anche dei ragazzi che hanno avuto delle sanzioni perché non l'hanno comunicato dopo. Però anche la pulizia estrema che c'è in questo movimento, perché dopo il cretino ci sarà sempre e alzo le mani e me ne guardo, però quello che noi difendiamo sono i ragazzi puliti, e in questo, Si rischia, cioè quello che riescono, infatti anche il caso di Stefano, anche un po' un caso limite, perché alla fine è stata la stessa squadra che per primo aveva il codice interno, che quando lui ha ammesso che ha adoperato questa pomata, che se non ricordo male è Trofedermin, e appunto aveva dei principi attivi che erano dei anabolizzanti, e l'hanno squalificato. Che poi può essere sono anche stati del loro cortisone, prima certo. a metterlo fuori, però i ragazzi appunto sono controllati al 100% su quello che devono prendere. Adesso è stato anche non possono fare un'iniezione, che è Certo. l'unico sport che non possono Sì. fare un'iniezione, ma anche di vitamine, oppure anche se uno sta male o quant'altro. Guarda, Ed è tutto- io mando avanti la clip della Sì. presentazione del Giorgione, poi rientriamo con una raccomandazione a coloro che danno dei drogati facilmente. Cara signora Maria, Beppe, Giuseppe, chiunque, se usate una pomata al cortisone sappiate Un collirio. che potreste Anche un essere dei collirio. drogati, Anche un e collirio. non sarebbe bello che i vostri figli o voi e i vostri figli, perché prende un po' di pomata, gli deste dei drogati. Tanto per fare una chiarezza, lingua italiana, approfondiamola, è vero Carolina? Esatto. Via col Giorgione, siamo in ritardissimo. Via. Via con la clip. Società vuol dire avvicinarsi, anzi è un sinonimo di famiglia. Entrare in società per intraprendere un obiettivo è quello che la vede lei interprete insieme a Fogale e insieme al Giorgione già da 20 anni. Sì, e questo è con orgoglio che da tanti anni seguiamo per quello che è possibile questa grande squadra, sostanzialmente anche perché negli anni ha ottenuto dei risultati. Ha contribuito anche oltretutto a dare lustro, diciamo così, al nostro marchio Aliseo, che naturalmente, lo dico modestamente, ma ha anche conosciuto in giro per il mondo, soprattutto per prestigiosi lavori che abbiamo fatto, e quindi dà ancora di più un qualcosa di più almeno di collaborazione sul sociale e una partecipazione anche a una situazione di pensare al futuro, specialmente per quanto riguarda la gioventù. Questo credo che sia anche un orgoglio che fa parte anche di questo gruppo Aliseo, che è appuntato soprattutto di lavoro in squadra, quindi meglio dell'esempio sportivo non c'è. Presidente, ogni primavera il Giorgione, insomma, in qualche maniera sa esportare nel proprio orto i fiori più belli. Abbiamo visto Stefano Agostini, che per me è stato il fiore più bello del Gran Premio Comunità Montana del Brenta di qualche anno fa, un bravo ragazzo che voi avete invitato. Questo vi dà onore.
Ti ringrazio. Cerchiamo sempre di ricordarci la nostra storia. L'anno scorso abbiamo invitato, non so se ricordi, ma abbiamo invitato tutte le vecchie glorie, tutti quelli che hanno lasciato un segno nella storia del Giorgione, e ogni anno ci ricordiamo di qualcuno. Mi ricordo in questo momento di Alberto Comacchio che non c'è più, ma ha lasciato un grosso segno, soprattutto agli esordi della mia presidenza. Insomma, avete tanta carne al fuoco, tantissimi ragazzi. Voglio dire un complimento, ma se qua le cose ai vertici non funzionano si rischia di non farli gareggiare. Questo qui è un problema che si allinea con il problema economico delle società e il problema economico anche per quanto riguarda l'organizzazione delle gare, che la federazione non riesce a risolvere. Tra l'altro nuove norme di sicurezza impongono sempre oneri più importanti, sempre più onerosi per gli organizzatori, e quindi questo, con la crisi economica che attanaglia gli sponsor, succede che le gare siano poche e che i corridori si trovino ammassati e non potranno esprimere bene tutte le loro potenzialità. Noi le facciamo gli auguri per questo anno. Grazie mille, Crepi. Porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensivi, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. I radiocomandi Ren Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Ren Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Ren Device sono insuperati per design ed ergonomicità. Ren Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. Ren Device, impulsi d'autore. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Ben rientrati in studio, amici di Scratch. Cara Ilenia, per il, lo dico in inglese, Cycle Team Fly Wells, sono dei ragazzini, bellissimo. Li manderemo in onda settimana prossima, manderemo un bel servizio, poi vi inviteremo qua in studio con tutti i vostri ragazzini e con tutte le mamme per parlare in italiano. Per parlare in italiano, cara Ilenia, sai perché te lo dico? Esatto, dimmi. Per un semplice fatto, tu che sei dottoressa e sei studiata, io invece sono buzzicone, no? Però amo la lingua italiana. La amo nel senso che mi piacerebbe capire anche come, parlando in inglese, come ti gabbano, perché anche i politici nostri parlano di spread, di spending review. Vai dalla massaia, vai a intervistarli e ti guardano così. Cosa sta dicendo? Faccio una brutta figura. Perché allora facciamo finta tutti di capire quello che non capiamo. No? Sta succedendo con una cosa molto semplice. La domanda la faccio a lei, poi dopo lei saprà interagire con te, Cristian. Adesso ci sono, tra poco vedremo anche la popolarissima, Continental, non Continental, io Continental, Professional, io pensavo che Continental, continente, il nuovo, il vecchio, il continente. Vabbè, trovo che ci sia tanta confusione e poi dopo la gente non capisce. Perché se Continental vuol dire essere più bravi degli altri, chiamali più bravi, meno bravi, ciofeche. Almeno sappiamo, perché io credo che ci sia
qualcosa che si muove, che se un ragazzo ha 23, 24 anni o 21 anni, che gli manca quell'anno per crescere, ma becca mazzate, perché nel continente ci sono gente che va come delle moto, si stanchi di questo sport ed è un peccato, perché il campione potrebbe essere anche dietro l'angolo se lo fai crescere con i tempi giusti. C'è un dibattito Sbaglio, sicuramente attorno alle Continental, le squadre dilettantistiche. Ma chiamiamoli in Italia, io vorrei capire cosa vuol dire Continental. E Continental non è né una squadra di dilettanti, è una squadra già di professionisti, giusto Christian, però adesso magari ce lo spiega meglio lui. Sono 3 i livelli, insomma, dalla squadra quella che fa il Pro Tour vecchio alle professional, alle Continental, le hanno definite così e... Ilenia, temo che la gente, pur di non far brutta figura, invece a me piace fare brutta figura, perché quando parli con la gente, pur di non far brutta figura, dice che ha capito tutto, ti dice un casino di cose, poi alla fine forse la gente vuole sapere tutto, come prima delle pomate, sappiamo tutto. Il discorso di come sono nate le Continental, che all'estero ce ne sono tantissime, certo, insomma, no? Quasi Perché tutte ormai. il discorso, mi sembra che sia l'Italia e la Francia, perché sono un po' il ciclismo storico che è rimasto col discorso dei dilettanti, no? Allora facciamo un passo indietro, una volta era bello, c'erano i dilettanti e i professionisti. Tu sapevi, anch'io ero dilettante, quando sono passato professionista, ero professionista, insomma, Punto. Punto e basta. Adesso sono cambiate le categorie, under 23, under 25, gli elite, no? Perché facciamo l'esempio semplice dei campionati del mondo, no? Ci sono gli under 23 e gli elite, non sono i dilettanti, i professionisti, e troviamo professionisti che corrono negli under 23, come è successo, a patto che, dopo tutto un machiavellismo di regolamento, a parte che non siano delle Pro Tour, e troviamo ragazzi dilettanti, a me piace questo vecchio termine, insomma, quindi gli under 23 che corrono, che sono elite, ecco, non sono più under 23, che corrono con i professionisti. Allora, le Continental poi sono nate come, diciamo, per far crescere... Faccio fatica Anch'io sinceramente, però il futuro è che penso che anche le squadre di dilettanti spariscano, e come anche all'estero sono quasi tutte Continental, non ci sono squadre dilettanti, anche in Italia, però non finisce qui, perché nel 2017 ci sarà la grande riforma del ciclismo che doveva essere nel 2015, adesso l'hanno slittata nel 2017, c'è una grandissima confusione, perché io le prime volte che ho visto i grafici c'erano tante di quelle frecce che non si capiva nulla, e cambierà più, non ci sarà più il Pro Tour, non ci sarà più, cambierà molto, saranno le squadre di divisione A, quelle di divisione B, e poi devono spiegarci bene, insomma, ci saranno le Continental, eccetera, eccetera. Allora, tanto per dire e farlo capire alla gente come me, è inutile sfornare 1000 laureati in cardiologia o vascolare quando i posti a disposizione sono 100. Esatto. E anche altra cosa molto importante, cioè, potremmo stare a parlare per ore. Altra cosa molto importante, le Continental non hanno gli obblighi di controllo che hanno le professional e le Pro Tour, quindi il passaporto biologico non ce l'hanno, il whereabout non ce l'hanno, quindi vanno solo con i controlli. E per una squadra di Pro Tour come era... Guarda, mi sta scappando da ridere. Però è così, e se pensi corrono anche insieme in parecchie occasioni, perché ci sono delle gare dove praticamente le 3 tipologie di È professionisti... normale secondo lei, avvocato, questo? No, perché una disparità di trattamento crea sempre delle situazioni che non vanno bene. Non vanno bene perché uno a un certo punto non sa neanche esattamente come comportarsi alla fine. Quindi non approvo questo, ma mi trovo di fronte a una regola, e se la regola è questa, allora io non sono chiamato ad interpretare la regola, sono chiamato ad eseguire la regola. Bene, adesso mandiamo l'altro filmato, perché noi dobbiamo anche ringraziare tanta gente che ci manda i filmati, vero caro? Esatto, abbiamo lanciato questo messaggio sulla nostra pagina di Facebook, abbiamo visto appunto che gli organizzatori ci stanno aiutando, ci stanno mandando i filmati, e per la prima volta andiamo ad aprire la multidisciplinarietà con Nicola, la clip dei campionati italiani di duathlon, sprint e staffetta che si sono corsi a Nerviano in provincia di Milano. Tutto merito mio, sempre tutto. No, merito mio questo. Via la clip. E
con le immagini, amici di Scratch, siamo a Nerviano, in provincia di Milano, per questo nuovo appuntamento dedicato alla multidisciplina. Scratch parla sì di ciclismo, ma vuole parlare appunto anche di duathlon e di triathlon, e grazie al contributo di Carlo Brena e dell'ufficio stampa del Fresian Team abbiamo le immagini qui in esclusiva del campionato italiano di duathlon a staffetta, corso la settimana scorsa appunto a Nerviano, in provincia di Milano. La clip che stiamo vedendo ora tratta la gara a staffetta, ovvero una gara mista, 2 uomini e 2 donne, destinata alle categorie elite, che verteva 2 chilometri di corsa, 8 chilometri e mezzo di bici e ultima frazione appunto di corsa, 1 chilometro finale. Le formazioni più quotate in questo caso sono il TD Rimini con i giovani Priarione, Della Pasqua, Papais e Villari, le Fiamme Azzurre con la pluricampionessa italiana che vediamo in questo momento, Charlotte Bonin, Uccellari, Gaiardelli e Ascenzi, quindi Minerva Roma con Petrini, Statev, Pozzuoli e Sciutti. Sono queste, diciamo, le 3 formazioni che fin dall'inizio hanno monopolizzato i primi 3 gradini del podio, in quanto una delle formazioni più quotate, la DDS, a causa del ritiro di Ivan Risti per un problema meccanico nella frazione di bicicletta, è stata fin da subito tagliata fuori dai giochi. È una gara molto veloce la staffetta, perché appunto è un super sprint. Si corre sotto dell'ora normalmente, e in questo caso con 4 atleti. La prima squadra, che sarà quella del TD Rimini, la vediamo, Sara Papais, che è venuta anche alla prova di schio del Trofeo Triveneto del ciclocross, quindi ragazzina friulana molto giovane, ma che ha scoperto anche nel fuoristrada un modo per prepararsi, per preparare appunto la stagione che conta, che è quella del triathlon e del duathlon. Sara Papais, abbiamo visto appunto TD Rimini con le compagne di squadra Priarioni, Della Pasqua e Villari, andrà a vincere in 1:42 e 16. Quindi Fiamme Azzurre con Bonino, Uccellari, Gagliardelli, Ascenzi, avevo già detto 1:42 e 25, quindi sarà veramente determinante l'ultima frazione, l'ultimo super sprint appunto di Villari. Quindi Minerva Roma al terzo posto con Petrini, Statev, Pozzuoli e Sciutti in 1:43 e 58. Per dovere di cronaca andiamo a completare la top 5, visto e considerando che appunto di campionato italiano stiamo parlando, e visto e considerando che saranno punti preziosi per quanto riguarda la classifica a squadre della FITRI, Federazione Italiana di Triathlon. Al quarto posto abbiamo ancora la seconda squadra del TD Rimini, squadra molto giovane con Ionia Pratt, Ceccarelli, Daniello e Picco, 1:46 e 31, e il Peperoncino Team con Fuchs, Salerno, Grassi e Intagliata in 1:47 e 26. Fresian Team, che ha organizzato veramente in questo bellissimo comune il percorso tutto pianeggiante ma molto lineare, un percorso veloce dove si poteva spingere a piedi, dove si poteva e si doveva spingere in bicicletta. Infatti abbiamo visto come tutti gli atleti avessero quasi tutti bici da cronometro, e l'esultanza del TD Rimini che va a conquistare, eccola qua, la maglia tricolore. Sono loro i campioni italiani a staffetta per il 2014. Nel pomeriggio invece, andiamo a vederlo ora, si disputava la Coppa Crono, ovvero i campionati italiani a cronometro a squadre, dedicati sia alle donne che agli uomini, quindi squadre esclusivamente femminili o squadre esclusivamente maschili. Gara dedicata agli age group, quindi ai master e a tutti coloro, anche i giovani, che non hanno ancora preso parte a gare della nazionale, quindi non sono considerati elite in questo momento. Stiamo vedendo le prime in classifica, che sono le ragazze del Torino Triathlon guidate da Ilaria Zavarone, con Fasolis e Biadla, che completeranno la gara sprint, quindi 5 di corsa, 20 di bici e 2,5 di corsa, proprio come una cronometro a squadre nel ciclismo, in 1:06 e 07. Lotta invece per il secondo e terzo posto tra la Pro Patria di D'Andrea Ferrari, Moneta e Strozzi e la Padova Nuoto Triathlon con Lazzaro Panziloni e Bedorin. Saranno veramente pochissimi i secondi che andranno appunto a decretare il secondo posto della Pro Patria sulla Padova Nuoto. Al terzo posto abbiamo visto appunto Torino Triathlon, la raggiante maglia tricolore indossata dalle sue protagoniste. Eccolo qua il podio. Torino Triathlon campione d'Italia Coppa Crono Age Group. Con le immagini andiamo invece alla gara maschile, l'ultima gara di giornata. 90 le società sportive iscritte nella prova maschile, che appunto
è stata molto quotata e vinta dai Los Tigros. Los Tigros composta da Luciani, Garavaglia e Bonari, che hanno completato il percorso sprint in 56 minuti 55 secondi, e al secondo posto troviamo i 7.7 con Loi, Federica, Civiera e Natali in 57 minuti e 02, quindi pochissimi secondi anche la lotta tra il primo e il secondo posto. Al terzo posto Torino Triathlon, che va a conquistare un'altra medaglia oltre alla vittoria nelle donne, con Pasqualini, D'Ambrogio e Garetto, 58 minuti 04 e 26. Un'organizzazione perfetta, abbiamo detto, del Fresia Team, che andiamo a ringraziare al suo ufficio stampa Carlo Brenna, che ci ha permesso di commentare, seppur velocemente, queste bellissime immagini, questa grande festa di sport, perché di questo si tratta, sì ciclismo ma anche duathlon e anche triathlon. Lo vediamo che il percorso appunto predisponeva a biciclette da cronometro, comunque biciclette con una certa aerodinamica. Questa è la frazione della zona cambio per chi non è ancora molto avvezzo di queste gare, lo facciamo anche per i nostri telespettatori e speriamo anche con questa clip di aver trovato nuovi telespettatori che ci seguiranno anche nelle prossime puntate. Un saluto da Ilenia Lazzaro. Ben rientrati in studio, amici di Scratch. Tra poco manderemo anche il nostro dottore Angelo. Sai che mi mancava? È tornato, visto che appunto le clip con lo speciale integrazione sono state ben recepite. Cerchiamo di educare, diciamo anche la verità. Esatto, quindi abbiamo riproposte anche per l'estate. Ecco, prima di lanciare la clip del nostro dottor Angelo Mazzucato, chiaramente prima ti ho fatto il paragone, è inutile sfornare tanti laureati in quella disciplina, per quando non ci sono posti di lavoro bisogna cercare di capire. A me piacerebbe che ci fosse allora a un certo punto un Giro d'Italia per pochi elite, tra virgolette, che possa essere propedeutico per coloro che debbano svolgere attività sportiva perché li toglie lontano dai vizi. Ecco, questo è inimmaginabile, cioè essere così mutuali, così, diciamo così, anche umanamente compresi da noi grandi a essere a servizio di coloro che insomma non hanno le possibilità, perché qua mi pare che gare ce ne sono sempre meno per quanto riguarda i ragazzini, però il diritto allo sport anche per loro dovrebbe essere qualcosa di importante e di legittimo. E questo dovrebbe essere anche la federazione, insomma, che si prende carico di queste cose, insomma, no? Che bisogna appunto far crescere il movimento, perché il ciclismo in questo momento ha una grande fortuna che io ogni tanto, adesso insomma i chili si vedono, anche ne ho qualcuno in più, però ogni tanto vado in bicicletta e io vedo sempre tantissima gente in bici, cioè io quando andavo la domenica che correvo vedevo poche persone, adesso è un fiume umano di persone, anche qua tra l'altro vediamo come ci ha aiutato lo Stato italiano con piste ciclabili, percorsi e cose, che siamo ormai contornati un po' dappertutto. Ci mettono delle piste ciclabili sui portoni dei vicini. Sì, esatto. Dovremmo fare una puntata sulle piste ciclabili. Che sono più pericolose quasi. Certo. No, perché noi basta che gli diamo una smaltata di verde e diventano piste basta ciclabili. Andare in Germania a vedere che cosa sono le piste ciclabili. E anche in Francia. Basta andare a vedere in Germania, se tu vai a camminare per le piste ciclabili, cosa succede? Certo. Sono tutte L'italiano è un arrangione, diciamo così, poi parleremo anche di questo italiano che fanno 100 metri, poi il ciclabile di 100 metri finisce in un incrocio mandiamo la clip di Angelo Mazzucato. Sì, dai, mandiamo Angelo via la clip speciale integrazione. Oggi parliamo di prodotti energetici, o meglio di più prodotti in uno. Parliamo di Carbo Plus, un nuovo prodotto, una nuova formulazione di ProAction basata sull'esperienza e la ricerca di R&D. Che cosa contiene Carbo Plus? Contiene un mix di carboidrati e di zuccheri, maltodestrine, isomaltulosio, fruttosio, destrosio e un mix di aminoacidi ramificati e non. Leucina, isoleucina e valina, i 3 ramificati, più arginina e carnitina. Tutti questi prodotti, tutte queste molecole messe assieme per avere un energizer formula, ovvero una formula più energetica,
Carbo Plus è da usare, da consigliare per quegli sportivi agonisti, non agonisti, professionisti, ma comunque molto intensi, chi si allena dalle 3, 4, anche 5 volte a settimana. Come si usa? 50 grammi sciolti in mezzo litro d'acqua, prima di partire, prima di iniziare la performance ed eventualmente durante. Sicuramente usando Carbo Plus costantemente avrete un aumento netto di resistenza. Grazie. Per Dindirindina, allora adesso mandiamo la clip della Popolarissima, così io te la dico, perché là sai che ci sono i movimenti, i nuovi presidenti, un bel circuito di 14 km e 400 metri nel circuito cittadino. Io mi sono permesso di fare delle domande anche al nuovo presidente e anche a Remo Mosole, perché credo che, adesso vedremo l'immagine, una bellissima giornata, però quasi 200 corridori nelle viuzze, se pioveva, insomma, la vedo dura, anche là bisognerebbe interrogarsi. Una cosa, avvocato, però mi deve rispondere brevemente. Ieri ho contato 194 corridori e circa 56 autoveicoli tra moto e macchine. Ho visto anche tante macchine guidate da una persona sola su un circuito cittadino. Non ci potrebbe essere una regola che, specie nei circuiti, intanto per l'inquinamento, e anche perché si risparmierebbero 500-600 euro facendo il conto di gasolio, eccetera, la splusa, no? E non ci potrebbe essere una regola che, non so, dicono al tal chilometro c'è rifornimento, un po' come il ciclocross, su 14 km si può fare, insomma, quel chilometro di rifornimento senza... Perché mi ha dato un po' fastidio vedere tutta questa carovana di macchine che, insomma, non era proprio il giro di... dico una cazzata, lo so, scusate. Il regolamento tecnico dell'attività agonistica, Ilenia lo sa meglio di me, prevede che ad un certo momento quelli che sono i corridori vengano seguiti da quelle che sono le auto delle... Ma in un circuito anche così breve? Allora, questo io potrei non rispondere esattamente, ma se viene applicato il regolamento, questo è. Oserei dire che un po' di buon senso potrebbe anche impedire questa roba qua, ma se io, che sono il presidente della società, che ho dei corridori che stanno gareggiando, voglio seguirli in macchina. Dalle immagini posso sconfessarla perché non c'entrava manco un ago. Andiamo avanti con le immagini, vedrete. Sì? Andiamo. Allora la guardiamo, nella Popolarissima. 99esima edizione della Popolarissima, la gara più longeva del panorama nazionale, gara come al solito organizzata dalla Unione Ciclisti Trevigiani, del neo presidente Barzi. Tra poco lo sentiremo ai nostri microfoni, proprio prima della partenza e dopo chiaramente la presentazione di tutte le società. Diremo che abbiamo fatto questo nuovo percorso perché crediamo di aver dato di dare soddisfazione soprattutto ai tifosi e agli appassionati di ciclismo. Lei provi a pensare che sulle nostre mura, che sono medievali, possono vedere i corridori passare 24 volte. Questa è sicuramente, nella speranza che vada tutto bene, si intende, perché questo è il problema. È un circuito, come sapete, di 14 km 600 metri, da ripetersi 12 volte, ma credo e spero di aver fatto la scelta, che abbiamo fatto la scelta giusta assieme a tutto il consiglio direttivo. È una scelta del tutto cittadina. Cittadina, andiamo appena fuori di Treviso, ma diremo così che è quasi interamente su Treviso. Ecco. La sensazione del pubblico si chiede, dice non c'è più Mosole, è una grave perdita, insomma, però voi andate avanti. Ma l'amico Remo rimane sempre un amico, quello che ha fatto lui per la Trevigiani credo che sarà difficile ripeterlo, e noi abbiamo cercato di entrare dentro su questa nuova realtà, questo programma che ci ha dato Mirko Rossato, e ci crediamo naturalmente, e nella speranza che qualche vittoria naturalmente venga, sicuramente non le vittorie che facevamo prima.
Partenza quindi dal centro di Treviso, un omaggio a Nane Pinarello, costruttore, volto veramente un'icona per Treviso e non soltanto per tutto il panorama nazionale, grande costruttore di biciclette ma veramente un grande uomo che ha fatto la storia non soltanto della bici ma anche dello sport italiano. 194 i partenti, tantissime le squadre, ricordiamo la Viris Maserati Sisa, la Namet Ferroli, la Pacific Torum, poi chiaramente la Trevigiani, padrone di casa, insieme alla Marchiole Misfero SLSMP, poi la Zalf. Tra i papabili qua in questa squadra ci saranno i possibili vincitori di questa 99esima edizione. Abbiamo visto un circuito cittadino che coinvolge parecchie volte, 12 volte sul traguardo, poi in linea prospicente al traguardo per altre 12 volte, quindi uno spettacolo assicurato, diceva Barzi, un omaggio alla cittadina, alla città di Treviso, dove i corridori più volte passano sotto il traguardo, non come negli anni scorsi dove si vedevano insomma 4 volte compreso l'arrivo, quindi un omaggio. Giustamente hanno fatto questa scelta gli organizzatori. Chiaro, oggi è una bella giornata di sole, i 194 corridori possono veramente gestire la gara con una certa tranquillità, però certo l'incognita del tempo c'è sempre e quindi oggi è andato tutto bene, vediamo uno splendido sole, ma se pioveva chiaramente queste strade potevano nascondere dei pericoli. Intanto centro di Treviso vuol dire omaggiare la città e omaggiarla anche con le immagini. Abbiamo visto che è splendida, noi andiamo sempre a cercare Central Park a New York, abbiamo visto invece nel cuore di Treviso questa bellissima natura dove bene si possono veramente appoggiare le passeggiate, non soltanto, anche fare jogging. Ecco, Treviso è una tra le città veramente più belle d'Italia, un patrimonio inestimabile, e vediamo come un patrimonio inestimabile sono questi 194 corridori che sono pronti e via, tutti quanti in gruppo, una media veramente esagerata. D'altronde questa è una gara che vedrà a pista, soprattutto i pistor, i velocisti, potersi aggiudicare questa 99esima edizione. 99 anni sono tanti, ricordiamo partita nel 1919, addirittura nel 19 le gare furono 2 in una stessa annata, quindi da marzo, e mi pare che la seconda fosse a giugno, quindi 2 popolarissime nel 19 fino ad arrivare ai giorni nostri con la classica popolarissima che stiamo vedendo da queste immagini una volta all'anno, quindi una gara molto importante. Qua chiaramente tutti i corridori vogliono parteciparvi perché è un po' un bigliettino da visita. Oggi ci sono le Continental, ci sono queste società che sono a mezzo tra i professionali, tra i professionisti e no, tanto come dicevamo prima le immagini di questa splendida Treviso sulla cinta muraria, vediamo anche gli animali selvatici, coniglietti, papere, anatre, ecco ben abbiamo detto ci predispone alle passeggiate, specie in una giornata di sole come questa che giustamente contorna tutto il grande ciclismo. 194 corridori, io sentivo anche l'apripista che hanno cercato di dar meno disagio possibile alla città. No, io credo che il disagio non siano certo i ciclisti che partecipano, adornano e fanno sì che una città sia viva e pimpante grazie anche a queste gare importanti, ma anche sotto un profilo tecnico, gare che potranno consegnare dei buoni talenti nel panorama italiano. Speriamo che il panorama italiano professionistico possa avere veramente la sua identificazione. Oggi vediamo che anche nelle squadre professionistiche insomma siamo carenti da morire, quindi speriamo in un nuovo rinascimento di tutto l'impianto ciclistico, non soltanto professionistico ma anche quello giovanile. Abbiamo detto qua le scaramucce sono che la Zalf non ci sta certo a far andare via nessuna fuga, anche perché la vedo dura andare via in fuga in questo circuito. Ci sono sì delle asperità, dei tornantini, delle curve a gomito, però siccome non incombe il maltempo riescono sicuramente ad accorciare le eventuali fughe. Questo che abbiamo appena visto è il libro del centenario dell'Unione Ciclisti Trevigiani, dove per tantissimi anni ha visto capitanare il patron Remo Mosole. Oggi la consegna è stata data a Ettore Renato Barzi e adesso siamo già al momento dell'arrivo, una volata a ranghi compattissimi. La Zalf, abbiamo detto, ha fatto tutta la gara diciamo così al vento per cercare di non far andare via fughe, ed è proprio la Zalf che con Nicolas Marini
vince su Liam Bertazzo, questa è una bella notizia della Trevigiani, Mattia De Mori del Podenzano al terzo posto, poi ci sarà Jakub Marzenko, poi Simone Consonni, Andrea Trovato, Davide Gomirato, Paolo Simion, Diego Bevilacqua e decimo è Alberto Cornello. Ecco, la Zalf non vinceva dal 2004 la Popolarissima, bene, ci sono riusciti e adesso le interviste con chiaramente tutte le dediche. Eri pronosticato all'inizio, Nicolas? Sì, dopo 3 vittorie nelle ultime 3 corse sapevo di essere il favorito. Squadra 10 anni che non vinceva questa corsa, puntato tutto su di me e li ho ripagati alla grande. Qualche apprensione per questa volata, una volata a ranghi compatti, anche un po' pericolosa? Sì, come tutte le volate sono pericolose, un bel circuito, veloce e meglio di così non poteva andare, sono felicissimo. Continuita, la Zalf che sempre. È meglio vincere queste gare, anche se sei contenta, l'importante è vincere, comunque chi ha vinto sì il Marini ma ha vinto la squadra. Continuate sempre alla grande. Beh, cerchiamo di fare, noi viviamo la giornata. Comunque questa vittoria la dedichiamo a Zorro che qui veramente ci mancava, comunque tutti i ragazzi ancora questa mattina dobbiamo vincere per Remo, un circuito che premia la città di Treviso, però certo non premia forse l'appassionato puro che si aspettava da questa gara il passista, colui che in salita poteva dire la sua e vedere un gruppo scremato. No, oggi che c'è una bella giornata è indovinata, perché 200 corridori con tutte queste strettoie, secondo me gli organizzatori devono essere pieni di paura, perché se c'è incidenti e se incidenti grossi c'è una responsabilità infinita. Oggi è andato tutto bene perché è una giornata bella di sole, la gente si diverte, la vedono penso 2 volte ogni 10 minuti, uno spettacolo, ma è rischiosa, insomma, è rischiosa. Quando si faceva il Montello, si faceva la selezione, arrivavano 10, 20, 15, 30 e là tutti venivano per fare anche la selezione. Adesso questa se diventa un circuito da pistare, perde un po' di smalto. La salita, se il Montello fosse più vicino basterebbe, noi siamo fortunati a Treviso perché abbiamo tutto, ma abbiamo la salita del Montello che è un po' molto lontana. Ecco, ogni anno noi abbiamo avuto sempre 200 corridori a partenza, sempre rimandato indietro 50 corridori. La Popolarissima è una corsa che richiama l'attenzione del corridore, del sportivo, del appassionato. La gente che vince la Popolarissima ha sempre portato fortuna e sempre passato i professionisti. E la Popolarissima partirà sempre minimo 200 corridori. L'ultima domanda, posso farla il velodromo? Ma il velodromo per noi lo facciamo alle Bandie, a Treviso Nord. Abbiamo il progetto che è il miglior progetto che esista, è copiato alla fotocopia del Manchester, degli ultimi Olimpiadi fatte in Inghilterra, località è una località speciale, c'è un po' di bagarre perché quando si corre in 2 uno perde e l'altro vince, quello che vince resta più tranquillo, quello che perde rivendica un poco, ma penso che le cose si mettono a posto. L'importante è che lo fanno a Treviso, perché Treviso ha bisogno di crescere in questo sport perché lo merita. Dopo 100 anni di storia solo a Treviso è giusto che il velodromo sia localizzato qui a Treviso. Ben rientrati, insomma abbiamo iniziato male perché poi dopo io sono antipatico e mi fai sempre fare a me le considerazioni spiacevoli. Perché c'è di te la Popolarissima, io ero a Milano. Quindi. Sì, ho capito io. A proposito, settimana prossima tu te ne vai via con la telecamera. Esatto, andiamo alla Milano-Sanremo, ospiti dei Bardiani. E cosa fai? Vedrete. Dai, ci porti delle cose. Grazie a Reverberi e a Mirko faremo un bel servizio. Bene, noi ti auguriamo di divertirti molto, ti diamo la telecamera così fai proprio un bel servizio. Sì, questa volta la telecamera non è come i mondiali di ciclocross, speriamo che non parte la batteria. Altro filmato che ho procurato io come medesimo con la mia grande No, sagaccia. anche questo filmato ringraziamo Alcamedia, andiamo proprio live perché è stata insomma qualche giorno fa la prima prova dell'Internazionale d'Italia di mountain bike, Marathon Series, quindi a Maser, via la clip.
La mountain bike internazionale sbarca in Veneto. Maserre, in provincia di Treviso, ha ospitato la prima tappa degli internazionali d'Italia cross country con la 17ª edizione del Gaerne MTB Trophy. In una splendida giornata di sole, grande partecipazione di atleti e di pubblico. Dopo le categorie giovanili che hanno aperto la giornata di gara di domenica 16 marzo, è stata la volta della gara donne, elite e under e junior maschile e femminile. In queste ultime le vittorie sono andate a Chiara Teocchi, Idro Drain Bianchi e Alessandro Naspi, Merida Italia Team. Gara open senza storia dove la campionessa slovena Tanja Šakeli prende da subito il largo, aumenta il suo ritmo di giro in giro ed aumenta anche il suo vantaggio sulle inseguitrici. Va a vincere in 1 ora 18 minuti 58 secondi. Secondo posto per Lisa Rabesteiner e terza Serena Calvetti. Alle ore 13 l'evento più atteso, la gara open, elite e under maschile. Fin dal primo giro a tentare l'allungo è stato l'estone Martin Lu, seguito da Andrea Tiberi, Luca Braidot e Michele Casagrande. Dopo essere rimasto in testa per alcuni giri, il forestale Luca Braidot è costretto a lasciare il passo agli avversari. Ne approfitta da subito Martin Lu, che tiene fino a metà del sesto ed ultimo giro, dove viene raggiunto e superato negli ultimi chilometri da Michele Casagrande, in ottima forma e in grande progressione, che va a vincere in 1 ora 35 minuti 52 secondi. Secondo gradino del podio per Martin Lu, terzo posto per Cristian Cominelli. Ben rientrati in studio, bella la clip, complimenti. Ringraziamo insomma Alca Media adesso per le immagini. L'hai spiccherata tu? No, non l'ho spiccherata io questa. No? No. L'altra sì? L'altra sì, quella dell'italiano non l'ho spiccherata io. Bravo. Grazie. Siamo in chiusura. Allora, settimana prossima? Settimana prossima parleremo appunto di mountain bike, abbiamo qui l'organizzatore della Tiriment Marathon Bike con la sua squadra giovanile, dove c'è anche Marcello Pavarin. Abbiamo il pubblico? Avremo il pubblico, sì. Dai. Esatto. Dimmelo sempre domani mattina. No, ma dai che lo sai già. Sì. Quindi parliamo di mountain bike la settimana prossima, però appunto ci sarà il servizio sulla Milano-Sanremo e tutti i vari servizi anche dei giovanissimi appunto che dobbiamo fare. Stiamo diventando quasi una trasmissione seria. Quasi seri. Quasi. Manca poco, se le donne elite mi ascoltano, visto che è l'unica trasmissione che gli dà spazio, contattateci perché diamo lo spazio anche alle squadre delle donne. Voglio le donne qua in studio. Avvocato Conte, io la inviterò nuovamente qua, più che altro per legittima difesa, perché qua mi viene proprio da dire, l'aspetto ancora volentieri perché vorrei approfondire un po' di contraddizioni che ci sono nell'Uvada, perché credo che ce ne siano tante, perché io mi piacerebbe, io non dico i nomi, ma c'è un grande giocatore mondiale che non è in Italia, che credo che sia una forza della natura esagerata, gioca nel calcio, io credo che il calcio siano intoccabili, caro mio. È vero o non è vero? Perché ci sono tanti casi che sono successe le stesse cose, però non gli è successo quello che è successo ai ciclisti, quindi interroghiamoci gente, e senza neanche bere birra, interroghiamoci. Grazie anche a te Cristian Salvato per essere stato con noi, questa casa è anche casa tua quando vorrai venirci a parlare, anche per capire bene come sta andando e dove andrà a finire, perché credo che se uno ha un po' di visione per il futuro, è vero che ce ne sono gravi diciamo così, grave crisi per quanto riguarda il professionismo, ma potrebbero esserci delle grandi speranze per la multidisciplinarità, quindi ciclocross, mountain bike, perché no, duathlon, pista. Ecco, il ciclismo è una grande madre, speriamo che cominci a raccogliere tutte quante le eccellenze che questo mondo sa assolutamente esportare. Grazie Ilenia, vuoi dare tu il saluto alla prossima settimana? Appunto, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle ore 20, su Canale Italia 159. Siamo sui social, quindi ci trovate anche su Facebook, scriveteci se avete delle indicazioni, delle critiche, noi le accettiamo tutte. Tu, io no. Vabbè, io le accetto. Poi. Buonanotte. Crash vi è stata offerta da Selle SMP. I'm the Invisible Man.